Allora ragazzi, perfetto. Vediamo un po' che cosa fare. Innanzitutto abbiamo collocato la nostra centrale. Allora, stavamo dicendo, visto che ci sono tantissimi sim feriti, una clinica serve per forza. La andiamo a mettere. I sim Leon non sono sufficienti. Il volume c'è? Credo di sì. Allora, mettiamo una clinica qua giù. Perfetto, tagliamo adesso queste stradine e andiamo avanti. Allora, la città sta venendo bene. Quanto carbone produciamo? Circa 6,3 tonnellate al giorno. Cosa vogliono qui i minatori? Stiamo estraendo davvero tonnellate. Espandiamo. Sì. Quando avrò i soldi espanderò tutto. Pozzo di carbone potenziato. Va bene. Sì, malati un attimo. Allora, come vanno le cose qui? Vediamo come vanno le fabbriche. Il minerale grezzo è così grezzo. Una fonderia? Sì, va bene. Allora, vediamo come va. Carbone, qua nella vena di carbone, ma non mi interessa, questa la lascio qui. Allora, che dovevo fare? La clinica. Un ospedalino messo qua. Bene, adesso facciamo un'altra cosa. Queste le tagliamo. Tagliamo. No, tagliamo questa strada qua, lo so, ma dobbiamo farlo. Che prima non c'era questa idea. Nuova strada. E nuova strada. Che rompiscatole queste cose questi camion dei pompieri. Gli incendi sono fuori controllo. Allora, vediamo un po' come va. Addirittura c'è un camion dei pompieri del nostro vicino di Las Vegas, New Vegas. Intanto fondiamo, aggiungiamo delle nuove vie. Bassa densità, bassa. Adesso che abbiamo i soldi. Per il momento acque reflue sono a posto. I prossimi soldi verranno investiti nei pompieri. Poi cercheremo di controllare meglio la spazzatura. Allora, benissimo ragazzi, sono contento, stiamo andando bene. Allora, procediamo. Abbiamo già fatto 4.000 abitanti. C'è qualcuno online? Qui c'è Guglielmo 100 di Yukban Hills. Eccolo qui, vediamo un po' se c'è qualcun altro online. Seat of the Dreams, mamma mia. Vediamo un po'. Ci sono anche città di 100.000 abitanti. Qualcuno si sta dando molto da fare, quindi attenzione che potrebbero costruire tutto prima di noi. Mamma mia, io cercherò di dare il mio contributo. La grande opera. Cosa possiamo fare a livello di grande opera? Cos'è che richiede tanti minerali? Il centro spaziale richiede computer, barili, l'archeologia, metallo, leghe, casse TV, metallo, petrolio, qualcosa che abbia bisogno di metallo. Allora, o facciamo il centro spaziale, no, o facciamo l'aeroporto internazionale o l'archeologia. Io voglio fare l'archeologia perché non l'ho mai vista realizzata. Forse una volta, ma non me la ricordo. Quindi magari sì. Torniamo in città. Qua il camino continua a sbuffare. Eccolo qua. Ma ragazzi, innocuo, guardate. Andiamo nella mappa dell'inquinamento. Inquina tantissimo, però è proprio relegato in questa zona e nessuno andrà mai a vivere lì. Quindi siamo tranquilli. Queste fabbriche inquinano pochissimo. Alcune non inquinano completamente perché sono in fiamme. Eccole. La miniera, ragazzi, 159. Leggermente proprio non va a intaccare tanto la popolazione. Però dobbiamo avere anche un comparto sanitario abbastanza potenziato perché, ragazzi, è importante. Allora, mettiamo un camioncino dei pompieri da questa parte. Io non so come dovrò uscire la ferrovia di qua poi, vedremo. La scuola non ce l'abbiamo, però lo so, un attimo. I soldi sono questi, non voglio fare debiti, preferisco aspettare. Ecco qua. Adesso iniziamo a produrre sempre più carbone. Giusto, qua abbiamo il carbone, giusto, esportiamolo. Perfetto, siamo pieni. Aggiungiamo addirittura una nuova zona per raccogliere il carbone. Eccola qua. Procediamo. Allora, visto che abbiamo questi soldi, vediamo di aggiungere nuove case. Dell'incendio che c'è là sotto. Allora, tiriamo una retta che si interseca con questa. Un po' più avanti, perfetto. Ragazzi, tiriamo una retta così. Un'altra retta così. Vai. Vai. Ma quanti incendi ci sono? Ma io non lo so. Via. Meno male che ho messo i pompieri qui, Allora. Tiriamo su delle nuove strade a bassa densità per regolamentare un po' tutto.
Piccoli incendi ovunque. Dove? Pure qui. Lo so, ma non ho i soldi per costruire un altro camion. Allora, abbiamo messo qua. Adesso dobbiamo potenziare la nostra miniera con un nuovo pozzo di carbone. Sfruttiamo tutta la zona a nostro vantaggio. Vai. Acqua, problemi di acqua. Mettiamo una nuova pompa qua. Vai. La città sta uscendo bene, ragazzi, Vediamo qua cosa vogliono. Criminali. Ok, ci prendiamo queste ricompense. Maxis Man. Oh, qua intanto c'è qualcosa in fiamme. 7000 abitanti, ragazzi. Qua perché è sempre così trafficato? Ah, no, non è trafficato, a posto. Perfetto. Il municipio possiamo migliorarlo perché siamo arrivati a un punto tale da poterlo ingrandire. Benissimo. Nuove fabbriche, queste sicuramente a bassa densità perché non c'è spazio per espandere. Però va bene così. Vediamo come va. Domanda commerciale molto alta. C'è solo questo piccolo parco negozi. L'ultimo che farò lo farò qui sulla costa perché non ho più spazio. Vediamo se possiamo farlo. No. Facciamo così, facciamo una piccola zona commerciale qui. Ok. Dove possiamo? Perfetto. La nostra città, ragazzi, si sta evolvendo. Intanto servirebbe anche una scuola. E questa la dobbiamo collocare per forza. Magari la mettiamo qui, in mezzo alle persone, con delle fermate in tutta la regione. 1, 2, 3, 4. Continuiamo così. Ci siamo presi intanto una bella ricompensa. E la scuola elementare, ragazzi, è necessaria. Almeno dobbiamo spiegare alle persone le basi di tutto, certamente. Quindi è importante collocare una scuola elementare e al massimo una scuola superiore in una città di questo tipo che non si concentra sull'istruzione e sulla ricerca. Piccoli incendi ovunque. Adesso mettiamo un altro camion dei pompieri appena abbiamo $15.000, così evitiamo queste problematiche. Il servizio è lento, ma ci stiamo riprendendo. Quella centrale, ragazzi, sta funzionando proprio alla grande. Come vanno le acque reflue? La spazzatura penso sia un po' un problema. Allora, si continua. Sì, case da gioco, no, lasciamo perdere. I criminali. Ah, addirittura ancora morti. Vediamo un po'. Ok. Servizio antincendio. Allora, ragazzi, con questi soldi vediamo di fare stare zitti quelli del servizio antincendio. Gli mettiamo un nuovo camion dei pompieri. 2 camion per una città di 8000 persone vanno più che bene. Dai, basta. Cosa succede? Le aule sono già piene, lo so, ma non posso fare nient'altro. Intanto continuiamo così. Come va qua il carbone? Lo stiamo esportando. Perfetto. Vendi energie ai vicini se qualcuno la vuole, ragazzi. Che succede? Ancora lenti siamo. 3 piccoli edifici abbandonati. 1, 2 e 3. Vediamo come vanno. Domanda commerciale diminuita. Benissimo. Qua c'è la ciambella di Simpson. Ok. Che succede? Molti problemi di salute. Ragazzi, dobbiamo risolverli. Andiamo ad aggiungere una nuova zona per curare pazienti. Purtroppo queste cose servono. Le aule sono piene. Un attimo, stiamo crescendo piano piano. Ok. Le acque reflue stanno andando alla grande. 8000 persone. Allora, ragazzi, dopo ciò cercheremo di sfruttare. Dopo aver completato. Io prima di costruire i minerali voglio estrarre al massimo in questa zona. Dopo ci concentreremo sui minerali. Ma dopo, intanto aggiungiamo delle nuove aule. $10.000. Cerchiamo. No, purtroppo dobbiamo sacrificare delle abitazioni. Delle nuove aule. Mettiamogli anche il simbolo di scuola. Eccola qua. Grade School. Perfetto. Allora, che cosa facciamo adesso? Vediamo un po'. Livello di energia ci siamo. Allora, vediamo il livello di inquinamento. I venti soffiano sempre da quella parte. Vediamo un po' la miniera quanto inquina. 159. Questi quanto inquina? 79. Un po' di più la miniera, però in linea d'aria non dovrebbe dare fastidio. Però
Abbiamo fatto il massimo per quanto riguarda la popolazione per il momento. Non ci dovrebbero essere problemi relativi all'inquinamento in questa zona. Le acque reflue qui hanno inquinato parecchio. Radiazioni non esistono, però le persone al solito dobbiamo curarle. Allora, acqua c'è. Collochiamo una nuova zona di raccolta acqua. Vediamo un po' dove. Io sto cercando di sfruttare qua questa zona. C'è un po' d'acqua. Cerchiamo di prenderla tutta e andiamo a mettere una nuova zona di raccolta. Tanto mettiamo questo e costa appena $200, che ci fa vedere che raccogliamo carbone. Guardate che bello. Compagnia mineraria. Mi piacerebbero questi pozzi di carbone. Ah, ragazzi, se qualcuno che ha già l'Omega Co, vedo che già nella regione c'è attivo un quartier generale, mettete la divisione estrattiva se potete, così vado a sostituire queste vecchie zone di raccolta con quelle nuove che sono davvero efficienti. Allora, ci siamo. L'acqua adesso è diminuita, ma abbiamo compensato. Nuova energia pronta. Il carbone quanto costa? $3.000. Mettiamogli intanto il cartellino della compagnia di trade. Nuovo carrellino qui per trasportare le cose. Perfetto. Come va il traffico? No, proprio le strade sono deserte. Non ci sono problemi di accumulo di nulla. Tubi un po' intasati. Ancora? Siamo lenti con questo servizio antincendio. Aggiungiamo anche una campana per velocizzare un po' tutto, per svegliare i nostri uomini. Come vanno le... Vediamo un po' le residenze. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, all'espansione. Perfetto. Continuiamo così. Vediamo un po'. Minerali ancora è presto. Qualche consiglio, ragazzi, vostro è sempre ben accetto. Tanto appena avrò i soldi, che cosa dovrò fare? Dovrò minerali. Dovrò scendere, dovrò portare questa strada fino in fondo e poi sfruttare subito questa zona a livello minerario. Tanto qua nuova zona di raccolta. Ai prossimi $14.000. Sì, il carbone lo so che costa poco a livello di esportazioni, però a livello di fatturato siamo messi bene. Il carbone ci sta portando avanti. La felicità è al 79%. Il problema è esclusivamente relativo alla medicina, ma adesso stiamo andando meglio. Tubi intasati. C'è qualcuno che offre trattamenti? Compriamone un po'. Ah, c'è attivo XBX dall'altra parte. Benissimo. Ok, ragazzi, stiamo andando. Non voglio fare debiti per velocizzare le cose, quindi addirittura guardate quante industrie che abbiamo messo questa volta. Riescono quasi tutte a vendere le proprie merci e andare alla grande. Io addirittura adesso, vabbè, poi con i prossimi soldi miglioreremo questa zona. Perfetto. Cosa c'è qua? Ah sì, aerei. Potremmo mettere anche un bell'aeroporto, ora che ci penso. Però più che... Ah, la discarica, giusto. Vediamo di metterla, ecco qua, in questa zona che è un po' lontana da tutti e da tutto. Qua dietro non possiamo metterla, vero? No, 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 qua. Mettiamola qua vicino. Sì, anche perché se dovessi attivare... lo so. Vi faccio un attimino un regalino. Non voglio sacrificare neanche tanto. Però una discarica con un piccolo parco. Lo so, però questa è una zona a basso reddito. Lo so, ragazzi, qua la strada è questa, non si può fare altro. La città è nata su questo solco, non possiamo fare nient'altro. Intanto qua le miniere, le industrie sgasano a tutta forza. Vediamo se posso mettere qualche parco magari per rallegrare un po' le persone. Ecco, perfetto. $16.000. Che succede? Pochi camion della spazzatura. Non ti preoccupare, te ne metto un altro. $5.000. E adesso vediamo di aggiungere il nostro nuovo elemento di estrazione. Allora, dove lo mettiamo, ragazzi? Lo mettiamo qua.
E qua credo che 2 miniere ci vanno alla grande. Perfetto. Quindi ogni miniera mi sembra che estrae al massimo 80 tonnellate al giorno. E quindi faremo 160 tonnellate al giorno probabilmente. Questa è a 50, con questa arriveremo credo a 80. Problemi di acqua. Vediamo una nuova zona dove poter mettere l'acqua. Qua, sì, qua possiamo al solito prendere l'acqua dal terreno. Pochi camion, intanto arrivano nuovi soldi. La tassazione, ragazzi, la lasciamo così. Un attimo, le aule sono piene. Intanto vediamo qua come va. Siamo un po' in un periodo di stallo perché non riusciamo a decollare, perché il carbone fa decollare piano piano, perché non permette di crescere subito, perché vale poco rispetto ad altre cose, tipo rispetto al petrolio. Il carbone vale pochissimo rispetto anche ai minerali stessi. Infatti adesso con i prossimi soldi che otterremo, i prossimi 100.000 dollari, diciamo, porteremo avanti qua una nuova strada e costruiremo una miniera per la ricerca dei minerali. Ok, perfetto. Ora che c'è la possibilità io tiro una nuova strada. No, più bassa. No, non deve essere un ponte, deve essere una strada. Ecco. Senza gallerie. Vediamo. Un po'. No, perché questa galleria? Ah, ci deve essere forse un piccolo dislivello. No, ma io non voglio. Ah, ma qua c'è una specie di... Ok, facciamo così allora. Tiriamo un po' su. Oh, ma per forza ci deve essere... Ma qua è un terreno piano. Giustamente gli dobbiamo dare un po' di inclinazione, perché altrimenti come facciamo a scendere? Vorrei avere una zona di costruzione abbastanza ampia. Così. Ecco, questo è il massimo che posso fare. Un po' bruttina da vedere così. Tiriamola così, dai. Per il momento tiriamola così. Ok, dov'è la vena dei minerali? Vena dei minerali è qua giù, ok. Disegniamo intorno una piccola stradina. Ma io direi che si può estrarre anche... Sì, fin qui. Cerchiamo di evitare gli sprechi. Ecco. Il cavo guida, ragazzi. Sì, infatti, si può estrarre benissimo qui dentro. Poi, ovviamente, queste zone qua le lasciamo ad altre cose, però qua dentro possiamo estrarre per bene. Intanto, piccola strada per iniziare. Iniziamo un po' il nostro cantiere. Miniera. Eccola qua. Iniziamo a raccogliere minerali a tutta forza. Perfetto. È una zona un po' abbozzata, però non è venuto perfetto come qui per il carbone, però cercheremo di sfruttare al massimo tutta la zona. Ok, minerali. Quindi adesso, ragazzi, facciamo così. Questo deposito lo lasciamo esclusivamente carbone. Ne creiamo un altro per i minerali. Vediamo se ci entra. Se ci entrasse qua sopra sarebbe perfetto. Ovviamente no. Quindi lo collochiamo proprio qui. Merci e minerali grezzi. Mettiamo 1 e 2. I minerali valgono molto di più, infatti esportiamo. Perfetto, e andiamo alla grande. Acqua, vero? No. L'acqua c'è. Perfetto. Ok. Polizia, ok. Se qualcuno, ragazzi, fosse così gentile da mandarmi qualche auto della polizia, ne sarei davvero molto grato. Intanto noi stiamo mandando avanti la baracca con acqua. Guardate che sfiga. Che cos'è questa? Ah, il barbecue. Dobbiamo eliminare il barbecue perché una grande quantità d'acqua si è raccolta proprio sotto di esso. Quindi vediamo se possiamo mettere magari la stazione di pompaggio per prelevarne di più in questa zona. E il barbecue ve lo rimetto qua accanto. Perfetto. Allora, ragazzi, a livello di acqua veramente abbiamo qua un'intera regione colma di acqua. Vorremmo vivere esportando acqua, però ci stiamo adattando con la costa. Ecco qua, ogni tanto l'acqua qua
si presenta, sparisce, dipende anche dal terreno. Comunque, carenza di lavoratori, non abbiamo persone che possano lavorare nella nostra miniera di minerali. Intanto fatemi sapere, ragazzi, intanto il video termina qui, così avrò anche le vostre opinioni. Mi conviene espandere la zona residenziale anche dall'altra parte della costa o lasciarla solo qui? Le cose sono due: se la portassimo dall'altra parte, i cittadini si ammalerebbero molto più rapidamente, perché questa è una zona molto inquinata, ma è anche vero che è enorme, perché attenzione, tac tac, queste zone qua potrebbero essere case, anche qui, però ovviamente la scelta sta anche a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao a tutti!